Ciao, oggi realizziamo insieme un fuoriporta autunnale. Per realizzare questo fuoriporta dal sapore un po' autunnale ti occorrerà del feltro, della gomma eva, del cordoncino e altri abbellimenti che sono realizzabili con le fustellatrici oppure anche a mano, perché anche le roselline, i ramoscelli si possono tranquillamente realizzare e ritagliare a mano online, anche se metti la ricerca su Google, carta modello roselline in feltro o in gomma eva, ti esce questo. Ti esce il cartamodello per realizzare queste roselline. Io le ho fatte con una fustella metallica. Stavo pensando se era metallica oppure no. Sì, era una fustella metallica. Nell'info box trovi i link dei materiali che io utilizzo e ti mostro nei miei video se sei interessato. Per quanto riguarda la base, cioè la casetta, non è necessaria la fustella perché esiste in commercio una fustella così che ti dà la forma della casetta, ma in questo video ti faccio vedere in questo tutorial come realizzarla senza la fustellatrice. Ti servirà questo cartamodello che ho realizzato e che troverai nell'info box. Ci sarà un link, vai in quel link e ti aprirà questo cartamodello che puoi tranquillamente, gratuitamente stampare o scaricare come preferisci. Io poi ho decorato con delle roselline, dei ramoscelli, la scritta welcome e questa decorazione è sempre gomma eva ed è sempre un fustellato che ho realizzato io con una fustella metallica. Anche di questo troverai il link nell'info box, ma se non hai la fustellatrice, le fustelle eccetera e company, puoi benissimo realizzare tutto a mano o in maniera anche disposta un pochino diversa. La scritta welcome l'ho realizzata sempre con l'alfabeto metallico della Big Shot, ma volendo si potrebbe anche ricamare, oppure non si potrebbe anche evitare di fare una scritta, mettere un cuoricino al posto anche della rosellina. Questo è un fustellato in gomma eva che ho realizzato io, ma se non hai questo puoi sostituirlo benissimo con dei merletti. Comunque io lancio l'idea, poi ovviamente ognuno la personalizza come meglio crede, nei colori che più piacciono e più si abbinano all'ambiente della nostra casa. Comunque per realizzare questo, te l'ho detto, non mi ricordo, occorrerà del feltro, che è la base, del cordoncino, colla a caldo e poi tutti gli abbellimenti necessari. Questa è un'idea veramente carina, sia per decorare la nostra casa, ad esempio con un tono un po' autunnale dato questi colori, ma è un'idea fantastica per realizzare decorazioni o regalini anche per Natale. Quindi magari immaginatelo con un bel rosso, con un bel glitter rosso tutto il decoro, e io penso che sono veramente dei regalini questi personalizzati molto graditi. Quindi mi raccomando, se realizzi queste creazioni o qualche altra dei miei video, non dimenticare di taggarmi, così io posso ricondividerti anche su Instagram. Ti lascio adesso al tutorial, ti faccio vedere come ho realizzato questo, ma mi raccomando, se questi video ti piacciono, ricordati di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina e lasciarmi un segno del tuo passaggio. Alla prossima, ciao!
la pinna è troppo stretta. Però c'è freddo, c'è freddissimo. Via, via. Via. Ciao, con nonchalance proprio così. Ciao, qua sei. Oh, miau. Ciao, oggi realizziamo insieme. C'è un ciuffetto qui. Poi vedi che c'è freddo. Ciao, realizziamo oggi. Ciao, da capo. Ok.